Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Alla Riga Monticepi va in scena la sfida tra Lecco e Pontedera, squadre che hanno realizzato nel girone di ritorno lo stesso numero di punti, ruolino identico per le due formazioni, 3 vittorie e 2 pareggi. Lecco che vuole dare continuità dunque alla striscia positiva, in cui è arrivato anche il gioco per la formazione di D'Agostino. Il lancio lungo al settimo a cercare Iocolano, poi Foglia, prova il destro dalla lunga distanza, si distende, la fa sua Sarri, senza grandi problemi, il portiere dei toscani. Rivediamo il destro di Foglia, dai 20 metri in diagonale, nessun problema però per il portiere del Pontedera. Dall'altra parte la palla è nei piedi di Semprini che appoggia per il capitano Caponi, che prova dalla lunga distanza anche lui, posizione simile però dall'altro lato, con il destro. La conclusione sul palo corto e non in diagonale, a differenza di quella di Foglia. Si distende Pissardo e la fa sua. Dall'altra parte Nannini, che ritrova una maglia da titolare dentro il cross col destro. Non trova compagni perché Sarri è bravo e tempista nell'uscita. Rivediamo l'azione di Nannini che sterza e trova il cross con il piede destro. Calcio d'angolo, Foglia. Il colpo di testa di Azzi, la grande parata di Sarri. Poi Iocolano, botta sicura e Milani salva sulla linea. Le più grandi occasioni da gol in questa partita per il Lecco arrivano al 25esimo da corner. Azzi si distende con la manona e la butta fuori Sarri sul rimpallo Iocolano. Ancora corner, la smanaccia male, poi Malgrati sul tentativo un po' maldestro di uscita, in questo caso di Sarri. Il capitano non trova lo specchio della porta. Rivediamo 2 minuti di fuoco del Lecco dagli sviluppi di calcio d'angolo e rimane un po' sullo stinco qui la conclusione a Malgrati. Ecco che sfiora il gol dunque e poi è costretto però a difendersi. Dall'altro lato il colpo di testa, però Milani non trova assolutamente compagni nel modo di impensierire Pissardo. Ecco che ricrimina per quelle occasioni avute che poi peseranno tantissimo nell'economia della partita. Nella ripresa 54, cross di Foglia, non trova Iocolano l'impatto con il pallone. Questa è una giocata non da Simone Iocolano, forse un po' disturbato anche dal tentativo di stacco di un avversario. Non trova, in questo caso Catanese, non trova l'impatto con il pallone. Foglia ci prova dalla lunghissima distanza, finisce in curva nord però il suo pallone col destro al 57esimo. Tra i più attivi Foglia anche alla conclusione, lo rivediamo. Azzi tagliava da sinistra, la palla fuori. D'Agostino si gioca le carte Magni, Celia che poi anche Emmausso nel corso della partita, ma non riuscirà a cambiare l'inizio del match. Caponi è sempre lui il capitano del Pontedera a trovare e cercare trovare la conclusione, va però abbondantemente lontano dai pali alla destra di Pissardo. Lo rivediamo, il tiro del numero 8 del Pontedera, il migliore in campo per i suoi. Foglia, punizione, il colpo di testa, si ostacolano Celia e Kautz, non riescono a impattare bene il pallone, disturbati anche da un paio di difensori del Pontedera. Non trovano la porta, rimessa laterale per il Pontedera. Ancora Caponi che prova con il mancino e la ribattuta coi pugni. Pissardo qui un po' insicuro, non trova una... La rivediamo, non trova bene la palla. Pissardo forse non la vede partire perché c'è l'ora a disturbare il tiro di Caponi, forse a deviarlo, però efficace la parata di Pissardo, 78esimo. Ancora Pontedera in avanti, Milani prova la conclusione deviata con il mancino. Pissardo non ha problemi, rivediamo nel replay, si affida molto il Pontedera alla conclusione da lontano. Pontedera che ha fatto grande densità nella propria metà campo, ma poi ci ha provato anche da lontano. Qui nessun problema all'89esimo invece per Sarri sul calcio d'angolo. E l'Ecco che nella finale cala un po', non riesce a sfruttare calci piazzati e non riesce più a portare offensive alla porta degli ospiti. Al 94esimo finisce la partita su questo rinvio 0-0. Lecco e Pontedera proseguono nella striscia positiva, ma sono costretti a rallentare entrambe accontentandosi di un punto.